In questi giorni continua l'eterna polemica attorno al MES, anche perché stanno uscendo tante notizie tra di loro contrastanti e non vedo persone che hanno ben chiare le notizie, quindi facciamo di nuovo il punto. Ecoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Premessa doverosa, oggi non parlerò del MES tradizionale, quello inteso come misura di sostegno all'economia subordinata a determinate condizioni. Parlerò del MES senza condizioni, quello che dovrebbe aiutare la nostra economia in tempo di crisi. Questi fondi ammonterebbero al 2% del PIL di ciascun paese dell'Unione Europea, e dico ammonterebbero per il semplice motivo che non è stato ancora adottato il MES. Non abbiamo sottoscritto nessun patto segreto per il quale ci siamo obbligati ad utilizzarlo. Possiamo ancora scegliere tranquillamente. Nel nostro caso, nel caso dell'Italia, sarebbero 37 miliardi di euro, che fanno sicuramente gola, soprattutto nel momento in cui la previsione per la fase 2 è che la curva dei contagi continui a crescere o torni a crescere. Il vantaggio di una possibile adozione è che questi fondi sarebbero concessi senza condizioni. Infatti il MES normale, quello tradizionale, non è mai stato neanche preso in considerazione, e questo perché per attuarlo bisogna tagliare tantissimo la spesa pubblica e sottostare a una serie di vincoli che sono una grossa ingerenza da parte del MES nella nostra vita politica. Noi temiamo di dover per forza prendere delle scelte impopolari imposte dall'alto. Ora, come ho detto anche in altri video, il MES per la sanità doveva essere senza alcuna condizione. Questo però viene leggermente smentito da voci di corridoio che si fanno sempre più prepotenti riguardo a una sorveglianza rafforzata da parte della BCE e della Commissione europea sui conti pubblici dei paesi che adottano il MES per la sanità. Chiaramente queste voci di corridoio hanno subito suscitato delle reazioni molto concitate. Voglio però farvi riflettere sul fatto che sia abbastanza normale questo tipo di conseguenza. Se io dovessi prestarvi dei soldi per la sanità, vorrei poi poter controllare che quei soldi vanno realmente alla sanità. Secondo quanto sostenuto dalla Repubblica, che ha fatto trapelare la notizia, l'Italia vorrebbe cercare di rendere meno rigida questa sorveglianza. E in merito vi riporto le parole di Paolo Gentiloni, che è il nostro ex premier e attualmente commissario europeo all'economia. La Commissione sarà chiamata a sorvegliare la coerenza delle spese che verranno effettuate, gli obiettivi di spesa sanitaria e prevenzione in campo sanitario. Quello che intende Gentiloni è che la Commissione sorveglierà come verranno utilizzati questi fondi, se verranno utilizzati in maniera corretta. Ora, finché non avremo i dettagli di questo accordo, che ancora non è stato siglato, quindi non esistono, non possiamo capire se questo MES leggero è una trappola per l'Italia oppure no. Ma parlare di questo mi ha anche spinto a ragionare su un'altra cosa. Andiamo a sdoganare quello che viene chiamato spesso MES senza condizioni. Come succede spesso, il MES senza condizioni è un'espressione linguistica usata dopo una delle riunioni dell'Eurogruppo e diventata un trend, ma come altrettanto spesso accade, questo è un errore linguistico. Insomma, banalmente, pensate anche soltanto al fatto che questo MES leggero può essere utilizzato solo in campo sanitario. Già questa è una condizione, quindi non si può dire che sia senza condizioni. È semplicemente uno strumento diverso rispetto al MES che era già previsto precedentemente ed era il fondo salva stati che tutti conosciamo. Dire che senza condizioni è semplicemente fuorviante, anche perché, parliamoci chiaro, quando si mettono in campo così tanti miliardi, sicuramente usciranno delle linee guida, ci saranno dei documenti da firmare, dei patti che stabiliscono come vengono prestati questi soldi, come vengono restituiti, altra burocrazia, eccetera. È bene ricordare che questi non sono soldi che vengono dal nulla, sono soldi che vengono prestati agli stati. Questo significa che questo strumento può nascondere ovviamente delle insidie. Se sono io a doverti prestare dei soldi e tu ne hai assolutamente necessità urgente, sono io che detto le condizioni. Teniamo sempre presente infatti che noi siamo abituati a pensare al MES come a un fondo. Il MES non è un fondo, è un'organizzazione di persone che gestiscono un fondo che in parte è liquido. E il paradosso è che questa liquidità, questi soldi, in parte li abbiamo anche messi noi, come Italia, ogni Stato ha versato la sua parte. Noi in particolare abbiamo messo 14 miliardi e sarebbe assolutamente coerente darci la possibilità di accedere a quei 14 miliardi. Comunque, nei prossimi giorni vi terrò aggiornati su quali saranno le modifiche e le varie novità riguardo questo argomento. In ultimo, prima di passare alla curiosità economica, vorrei ancora ribadirvi un concetto. Il MES non è qualcosa di vincolante, noi non abbiamo firmato niente che ci vincoli a usare il MES.
Per il momento abbiamo ancora la capacità di scegliere se utilizzarlo oppure no. Non abbiamo vincoli, nessuno ha firmato di notte cose strane. Non funziona così. Finché abbiamo la possibilità di scegliere, tutti tranquilli. La curiosità economica di oggi è che l'Islanda è il paese che usa di più i pagamenti elettronici al mondo. Ben il 70% dei pagamenti che viene eseguito in Islanda durante l'anno è fatto con pagamenti elettronici, quindi ad esempio carte di credito, carte di debito, eccetera. Se non sapete che cosa sono e qual è la differenza tra carta di debito e carta di credito, vi invito a vedere il video che vi lascio qui in alto a destra. Altro dato curioso è che nel Nord America si usa la carta di credito o comunque le carte, i pagamenti elettronici, per il 39%, mentre noi la usiamo purtroppo solo per il 17%.